So I'm now going to reveal what is the best kept secret in town. And I would like to announce that the winner of the 2015 Urbino Press Award is Gwen Eiffel. I'm excited by the warmth, I'm excited by the embrace, and I'm mostly honored to share the company of so many amazingly impressive former winners. Sono entusiasta di questo riconoscimento, quando mi è stato comunicato sono stata veramente onorata, mi onora essere premiata dal medesimo premio che ha dato un riconoscimento a tantissimi giornalisti, e poi tutti, inclusi gli italiani, continuano a dirmi qui a Washington: questo è il premio più bello che uno possa mai avere. Mi piace il fatto che sia diviso in due parti, una parte a Washington, una parte in Italia a Urbino. Non vedo l'ora di arrivare anche a Urbino. L'ambasciatore negli Stati Uniti, l'ambasciatore italiano Claudio Bisogniero, edizione 2015 dell'Urbino Press Award, edizione numero 10, Gwen Eiffel, la persona che è stato annunciato, è la vincitrice di quest'annata, e tantissimo consenso intorno al nome ma anche attorno a questa iniziativa. È una grande giornalista che merita in maniera assoluta questo premio. Posso dire che la risposta, la reazione anche dei nostri amici americani, giornalisti e non giornalisti, a questa scelta è stata assolutamente entusiasta. Questo dimostra la cura che Urbino e l'Urbino Press Award pone nella scelta del grande giornalista americano da premiare, ma questo mostra anche l'importanza che questo premio ormai ha acquisito sulla scena italiana, sulla scena americana e sulla scena internazionale. Ormai è un premio affermato, consolidato, siamo alla 10ª edizione, che è un risultato molto importante, con una schiera di grandissimi protagonisti del giornalismo americano che l'hanno vinto e hanno visitato Urbino, tornandone assolutamente entusiasti. La cultura italiana vediamo che è apprezzatissima. Pochi giorni fa il Presidente del Consiglio Renzi qui con tantissima attenzione attorno a lui. Ora questa ulteriore iniziativa, ma le tante iniziative che l'Ambasciata d'Italia a Washington fa, sono proprio un motore di promozione e di conoscenza della cultura. Senza dubbio, il Presidente Renzi, che è stato qui la settimana scorsa, ha iniziato la sua visita in un luogo che è un'icona della cultura come l'Università di Georgetown, e l'ha conclusa subito dopo l'incontro col Presidente Obama alla Casa Bianca, visitando alla National Gallery la bellissima mostra di Piero di Cosimo, un grande pittore fiorentino del Rinascimento. Quindi ha voluto interpretare il significato, l'importanza eccezionale che hanno la cultura per un paese come l'Italia. L'ambasciata è impegnatissima su questa strada. Abbiamo svolto nel 2013, come tutti sanno, l'anno della cultura italiana negli Stati Uniti, 300 iniziative culturali in 60 città americane. La grande tradizione culturale italiana, ma anche l'innovazione, la tecnologia, il design, la ricerca, lo spazio, e continuiamo su questa strada. Parlavo prima delle mostre alla National Gallery, molte altre sono in programma quest'anno, per esempio allo Hirshhorn Museum una grande mostra di arte contemporanea italiana, si è appena conclusa invece al Museo Women's in the Art una bellissima mostra su Maria, Picturing Mary, e queste sono le iniziative che noi stiamo portando avanti insieme a tantissime altre. Noi vogliamo veramente spingere quella che per l'Italia è un grandissimo punto di forza, la grande nostra tradizione culturale, ma legandola sempre e continuamente a un concetto di modernità, di innovazione. Quindi la grande Italia del passato, ma anche la grande Italia di oggi e l'Italia del futuro. So with that I leave you with the only Italian word I know. Grazie, grazie, grazie.